E si lavora senza sosta. Finiamo di lavorare, andiamo a casa, prepariamo qualcosa e poi veniamo qua per realizzare le opere che dobbiamo mettere lungo il percorso. Lei guarda il telefonino, guarda la foto e poi Sì, realizza. eccolo qua. Visto dove è papà? Eccolo qua. Lo Vedi? ingrandisco e quindi vedo tutte le sfumature della faccia e cerco di realizzarlo. Ha fatto anche le rughe. Sì, sì, le rughe, hai visto? Anche perché ci sono, non è che io li sto inventando. Ma la parte più difficile qual è? Gli occhi. Da quanti anni partecipa all'infiorata? Ho iniziato quasi all'inizio. Piano piano abbiamo sperimentato nuovi materiali e nuove forme per realizzare questi quadri e siamo arrivati a questo livello. Sto realizzando un quadro che parla dell'Eucaristia, si parla di una citazione di Carlo Acutis. Tra l'altro stiamo proprio facendo questo quadro perché il tema dell'infiorata è il giubileo, quindi i giovani, e abbiamo deciso di rappresentare proprio Carlo Acutis, che è uno dei rappresentanti del cristianesimo. Sto utilizzando della graniglia verde che ho colorato appositamente proprio per arrivare al colore della base del disegno. Poi ho utilizzato anche del verde chiaro, del bianco proprio per la strada. Per la scritta abbiamo prima applicato la colla con dei pennelli e poi della graniglia nera e poi con dei cucchiaini abbiamo appiattito il tutto per evitare che fuoriuscisse dai bordi. Questo è il tuo quadro? Sì, l'ho finito ieri sera, ho terminato finalmente. È un viaggio, il viaggio dei pellegrini, il viaggio della speranza, visto che quest'anno il tema è il giubileo della speranza, della pace, quindi abbiamo realizzato questi quadri inerenti proprio a questo tema. È un quadro, come può vedere, molto colorato, con un'impronta nuova. Lo sfondo infatti è molto sfumato, con tante sfumature colorate. Ci ho impiegato tipo 7 giorni. E tu hai già terminato? Sì, ho terminato giusto ieri. L'icona che rappresenta Carlo Acutis. Ho utilizzato come materiale graniglia di marmo. Qual è stata la parte più difficile? Il viso, gli occhi? La parte più difficile, la maglietta, posso dirlo. Ma da quanti anni partecipi? Diciamo che sono cresciuta io con questa manifestazione. Negli ultimi 3 anni ho fatto le icone con le graniglie. Dove sarà collocato questo quadro? Sarà collocato nella zona principale, nel Corso Italia. Stiamo facendo con delle sabbioline che abbiamo colorato in precedenza. Io ho scelto una foto di Papa Francesco che apre la porta del Giubileo. Ho colorato prima le sabbie e poi pazientemente ci mettiamo con dei cucchiaini, piatti, ci dividiamo i colori sull'immagine, su questi pannelli di legno in cui già c'è attaccata l'immagine per seguire la linea dell'opera e con molta pazienza attacchiamo queste graniglie perché viene messa della colla alla fine, viene sfumato, come si può notare, viene fatta l'immagine, si cerca il più precisa possibile. Sono tutta graniglia di marmo molto fine, le coloriamo appunto con molta pazienza, ottenendo il colore più simile a ciò che dobbiamo realizzare. Invitiamo tutti quanti a vedere questa bellissima manifestazione perché devo dire che la cosa più importante è che dietro tutto questo c'è tanto lavoro, molta collaborazione da parte di tutti i compaesani e soprattutto ho visto che quest'anno ci sono molti bambini, molti ragazzi, quindi davvero dovete venire a vederla. E questo è il quadro che avete realizzato voi? Sì, È la prima volta che partecipate? sì, per tutti e 3. Abbiamo realizzato una scritta molto simbolica in cui rappresenta la pace è un fiore fragile che rappresenta appunto la fragilità che può avere la pace. Come può vedere, grazie all'aiuto del cucchiaino abbiamo realizzato queste piccole onde per far sembrare il quadro in movimento. Risultato finale? Siamo molto soddisfatti tutti e 3 per questo lavoro. Sto facendo un quadro per l'infiorata. Sto usando della graniglia colorata. Ho fatto prima le scritte e adesso sto facendo lo sfondo. Quest'anno abbiamo deciso un po' con tutti di fare dei colori vivi.
invece di fare sempre le cose che avevamo fatto gli anni scorsi. Quindi quest'anno abbiamo scelto questi colori. Si lavora in modo continuo fino al 22 giugno, quando avrà termine con la processione questa bellissima manifestazione. Da quest'anno abbiamo dato una nuova impronta, più colorata, più giovane, e quindi è da vedere, è tutta da scoprire. Il mio ruolo sarà di appunto fare i quadri, già ne ho fatto uno, e poi il venerdì sera ci metteremo all'opera creando i tappeti dove poi passerà il prete. Si può ammirare anche il momento della lavorazione dei tappeti. Quello è un momento bello, suggestivo veramente. L'infiorata più artistica è un 300 metri, ma poi tutto il paese viene ricoperto di fiori. Quest'anno si è puntato molto appunto sul contributo di questi giovani, dei ragazzi, tanti messaggi appunto, come si può vedere, di speranza, visto che appunto stiamo parlando del giubileo, dedicato al giubileo della speranza. Pace e speranza. Pace e sì. speranza. E questi bimbi hanno realizzato un quadro proprio sulla mascotte del Vaticano, quindi su luce. Ho 11 anni e mi chiamo Antonio Catanese. Maria Luisa Certo e ho 11 anni. Io sono Samuele Battaglia e ho 11 anni. Mi chiamo Mattia Anastasia e ho 10 anni. Amici di Bella Sicilia, ci vediamo il 21 e il 22 giugno, non mancate. Vi aspettiamo. Ciao.